Contro lo spopolamento di Venezia, il teatro approda nelle botteghe artigiane e fa tappa per la quarta volta in un'attività molto particolare, le pompe funebri. Maria Teresa Laudando. Si accomodi. Io sono Giulia. E io sono Cesare. Preferisce l'abito classico? Dopo la parrucchiera, il macellaio e il rivenditore di stoffe, la quarta tappa di Teatro in Bottega, progetto artistico del regista Mattia Berto e della fotografa Giorgia Chinellato, che anima le botteghe storiche del centro di Venezia con performance costruite a tema, approda alle onoranze funebri per un momento di riflessione sulla vita e la morte. Teatro in Bottega è un progetto che parla della vita e vuole parlare della vita e di una città che vive e che ha ancora degli abitanti che la vivono e che fruiscono di attività commerciali, culturali, umane. E abbiamo fatto una passeggiata, siamo passati davanti alla impresa funebre storica Fanello, siamo entrati e abbiamo trovato due fratelli, Giulio e Cesare, che adesso sono impersonati da due bambini, ai quali ho proposto che anche il loro negozio, con una riflessione sulla vita e sulla morte attraverso l'antologia di Spoon River, diventasse una delle nostre botteghe. Performance per un solo spettatore alla volta, che nell'incontro surreale con i due impresari bambini progetta le proprie onoranze funebri. E qualcuno è stato colpito dalla messa in scena e si è commosso. Cosa avete fatto quando le persone hanno pianto? Beh, siamo rimasti nel personaggio e abbiamo perché si sono messi a piangere verso le ultime domande. Perciò abbiamo continuato e poi sono uscite. Quindi le ultime domande sono quelle più difficili, forse? Più o meno sì, però sono anche quelle che ti fanno emozionare di più. Al termine del percorso l'ultimo ritratto, quello che ci ricorderà chi rimane. È stato emotivamente forte anche per me, perché l'altro si è lasciato andare, sia da un punto di vista emotivo che personale. E spero che sia un'esperienza che rimanga dentro, perché è quello che volevamo, ecco.